Cari telespettatori, come avevamo preannunciato e promesso, entriamo nel merito in questo appuntamento con lo SPCGIL del piano di resilienza che è fondamentale per rimpolpare le casse dello Stato, tutti i soldi che sono stati spesi, versati, che serviranno per riprendere un asset, insomma per aiutare tantissime persone, tante categorie di persone. Che cosa comprende, che cosa c'è di importante da sapere, da capire, a chi va cosa sostanzialmente, o dovrebbe andare cosa, ma sembra che i presupposti per il momento siano abbastanza positivi, insomma. Ne parliamo con Fulvio Dal Zio della segreteria regionale dello SPCGIL del Veneto, che ci illustrerà qualche capitolo per volta, perché in realtà ne abbiamo provati ad annunciare tanti durante gli appuntamenti del venerdì insieme, ma abbiamo anche compreso che sono difficili da digerire, sono complessi, riguardano varie tematiche. E allora vediamo insieme, questa volta di che cosa parliamo? Missione, perché si chiamano missioni, no? Sì, proviamo a entrare un po' più nel merito del provvedimento. Io illustrerò sostanzialmente le parti principali, perché il piano è corposo e meriterebbe una spiegazione attenta, non capitolo per capitolo, pagina per pagina, paragrafo per paragrafo, perché la materia, il provvedimento è molto, molto complesso. D'altronde le risorse sono ingenti, come avevamo già detto, sono più di 190 miliardi per quanto riguarda il PNRR, e a questi poi si aggiungono anche altre risorse dal bilancio dello Stato, dai fondi europei pluriennali, insomma, quindi stiamo parlando di una mole di risorse che possono essere, devono essere un'opportunità per il nostro Paese. L'Europa ha abbandonato le politiche di austerità che hanno appunto creato le difficoltà che abbiamo conosciuto, e il Consiglio europeo quindi ha approvato questo programma di investimenti in tutti i paesi europei, di cui tra l'altro l'Italia è il maggiore beneficiario, insomma. Quindi si è puntato su politiche espansive, e questo è positivo indubbiamente. Comunque, entrando un po' più nel merito, il PNRR è costituito da 6 missioni complessive. Oggi proviamo a entrare un po' più nel merito della prima e della seconda missione. Quindi la prima, quella in azzurrino che vediamo in alto, la seconda quella in verde. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. La seconda, rivoluzione verde, transizione ecologica, di cui tanto si è parlato. Sì, diciamo che questi due capitoli, queste due missioni, stiamo parlando di circa 100 miliardi di euro già in queste due missioni, quindi il piano è fatto da più di 190 miliardi, quindi più della metà sono si focalizzano su questi due missioni. Poi, quindi, la prima missione ha complessivamente 40,32 miliardi di euro. Poi il piano è suddiviso in componenti. La prima componente riguarda la digitalizzazione, l'innovazione e la sicurezza nella pubblica amministrazione, e stiamo parlando di 9,75 miliardi di euro. Poi c'è una seconda componente con 23,89 miliardi di euro, e riguarda la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività nel sistema produttivo. La prima quindi la pubblica amministrazione, la seconda componente il sistema produttivo. E poi abbiamo una terza componente di 6,68 miliardi di euro per turismo e cultura. Quindi questa missione 40,32 miliardi di euro. L'obiettivo
che si pone questa prima missione. Ripeto, guardate, io sto andando molto non nello specifico, do solo alcuni elementi per cercare di capire, insomma, nelle sue dinamiche generali questo del PNRR. L'obiettivo di questa prima missione è quella di ridurre i divari strutturali di competitività, produttività e digitalizzazione. L'altra volta appunto abbiamo detto che la pandemia ha accentuato questi divari di cui soffre l'Italia e che la pandemia ha aggravato per tutta l'Europa, ma l'Italia aveva anche il pregresso, perché noi siamo quelli che crescono meno, siamo quelli che siamo con la più bassa competitività, insomma tutta una serie di dinamiche che sono conosciute. Quindi sostenere la transizione digitale del Paese per dare un impulso decisivo al rilancio della competitività e della produttività del sistema Paese. E inoltre è decisiva, l'obiettivo è che si pone questa missione, è la connettività per i cittadini, per le imprese e la pubblica amministrazione, insomma per tutti. Teniamo conto che lo sforzo di digitalizzazione riguarda trasversalmente anche tutte le altre missioni, insomma, e per dire quanto siamo indietro sulla digitalizzazione, noi siamo in Europa al 25° posto. Pensate, ce n'è da fare tantissimo. Ecco, se non ricordo male, per quanto riguarda la connettività, la copertura delle famiglie che sono connesse attraverso reti ultraveloci, in Italia è il 24%, la media UE dei 28 paesi dell'Unione Europea è del 60%, quindi c'è anche un divario nelle famiglie, insomma, che ma è sostanzialmente all'inizio, quando se ne parlava in astratto, sembrava che questi soldi venissero destinati per compensare le spese che siano state sostenute, no? E per aiutare certi ambiti. Invece quando si parla per esempio qua anche di connettività o di digitalizzazione, si fa un qualche cosa in più sostanzialmente. Certo, no? Si pongono appunto, come dicevo, degli obiettivi, perché il Paese, per recuperare produttività, per recuperare competitività, la digitalizzazione del sistema Paese è fondamentale, insomma, altrimenti continuiamo a perpetuare ritardi che ci portano fuori da quelli che sono i paesi indubbiamente più competitivi. Negli ultimi 20 anni c'è stato, come dicevo, un forte calo di produttività, a differenza degli altri paesi europei. È uno dei fattori appunto il basso livello di investimenti in digitalizzazione e innovazione, soprattutto nelle piccole e medie imprese, che è un po' la struttura del nostro Paese. Per quanto riguarda poi le singole componenti, la prima, digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione per 9,75 miliardi, l'obiettivo è quello di trasformare in profondità la pubblica amministrazione attraverso una strategia centrata appunto sulla digitalizzazione. L'obiettivo è anche quello di far essere la pubblica amministrazione la migliore alleata dei cittadini e delle imprese. Mentre per quanto riguarda la componente 2, la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività nel sistema produttivo, che come dicevo è pari a 23,89 miliardi di euro, l'obiettivo è quello di promuovere l'innovazione e la digitalizzazione del sistema produttivo. Dicevo prima che a noi paghiamo questa carenza per quanto riguarda il sistema Paese. C'è poi un obiettivo di supportare i settori ad alto contenuto tecnologico e ci sono previsti importanti investimenti per garantire la copertura di tutto il territorio con reti a banda ultralarga.
Quindi sarebbe un'ottima cosa se si riuscisse. Sì, cioè, molte volte quando andiamo in montagna o anche nei paesi di periferia minori, sì. la connettività è molto difficoltosa, insomma, e quindi è indubbiamente che è un aspetto estremamente rilevante. Poi c'è la componente 3 che riguarda il turismo e la cultura per 6,68 miliardi. Ma qui a ristoro di quanto non hanno guadagnato? Oppure no, sempre per qualcosa in più? Sempre per gli investimenti. Chiaro. Riguarda appunto, l'obiettivo è quello di rilanciare i settori della cultura e del turismo che sono strategici per il nostro Paese. Si pone l'obiettivo di valorizzare i siti storici e culturali, non solo quelli più importanti, ma anche i borghi, la cultura, i siti diffusi che abbiamo in Italia, di cui siamo indubbiamente pieni e che è un po' la nostra caratteristica, frutto anche della storia del nostro Paese, che deve essere portato a valore. È importante anche, l'obiettivo è quello della sicurezza e dell'accessibilità dei luoghi culturali e soprattutto anche la rigenerazione delle periferie urbane. E l'altro obiettivo di questa componente sono interventi antisismici, perché come noto, insomma, il nostro Paese soffre periodicamente di eventi purtroppo che poi sono catastrofici. Quindi rientra sempre in questi ambiti in qua. Questi ambiti qua, sì. Sembra che poi siano tanti soldi, però poi si spendono. E poi, come dicevo anche l'altra volta, noi abbiamo parlato solo delle missioni, delle riforme che sono di carattere generale, ma all'interno di ogni missione e di ogni componente ci sono le singole riforme che il governo e il Parlamento devono attuare, insomma, si parla, se non ricordo male, più di 20, insomma, quindi, e riguarda tutto, quindi un impegno notevole. Voi siete, in che posizione? Politicamente siete scettici? No, come la vedete? come dicevo, lo consideriamo una grande opportunità. Certo, ci sono aspetti che non ci convincono, nel senso che il rischio che noi paventiamo, e lo vediamo anche poi nella missione 2, è che adesso vediamo la missione 2, sì. Che tutti questi interventi, come dire, non generino occupazione stabile, generino buona occupazione. Il piano deve essere completato entro il 2026, ma dopo il 2026 quello che si fa oggi deve rimanere, deve consolidare un sistema che altrimenti rischia di... Infatti il timore che noi abbiamo è che si favorisca molto l'importazione delle materie prime. Faccio un esempio: l'anno scorso sono stati immatricolati, se non sbaglio, più di 2000 autobus. L'Italia ne ha prodotti 138. Siccome c'è tutto un intervento sulla missione 2 che riguarda appunto i sistemi... Vediamo adesso lo slide sulla missione 2 che, appunto, che parla di... il rischio che noi paventiamo è che l'Italia importi queste necessità, insomma, questi mezzi, però dal punto di vista produttivo facciamo crescere gli altri paesi, insomma. Già una nostra caratteristica che è sempre più accentuata è quello di avere una struttura di componentistica per i grandi player che sono internazionali, per quanto riguarda l'Europa, soprattutto in Germania e in Francia, e noi abbiamo un ruolo subalterno. Questo dovrebbe essere l'occasione invece per acquisire un ruolo nostro, insomma, avere una capacità nostra di produrre che nel corso degli anni abbiamo perso. Quindi non è solo una sfida nostra del sindacato, ma credo sia anche una sfida degli imprenditori italiani, insomma. Qui la vediamo, se c'è una classe imprenditoriale che fa gli interessi del paese, che non possono essere solo gli interessi dell'impresa in quanto tale, ma devono essere anche come dire, una funzione sociale dell'impresa, quindi occupazione, buona occupazione e far crescere il paese, cioè porre le fondamenta. Questo piano deve porre le fondamenta poi per uno sviluppo che sia duraturo, altrimenti il rischio è che finiti tutti questi incentivi, la cosa, questo è l'elemento che noi
sottolineiamo sì. maggiormente. Poi ci sono altri aspetti che riguardano il welfare, tipo quello che si vuole eliminare le case di riposo. Allora, vabbè, poi entreremo più nel merito. No, dopo entriamo, infatti non solleviamo queste questioni che dopo saranno da discutere. Analizziamo la missione 2 un attimo per capire come si va ad articolare, la vedevamo appunto anche nella slide ed sì. è anche interessante. Anche qui ci sono un bel po' di soldi, sono 69,8 miliardi di euro. 59,47. Forse è un errore, non lo so. Comunque okay. È il 59,47, guardato questa okay. Prima di venire qui può darsi che ci sia un errore, chiedo scusa. No, nessun problema, tanto so sempre... il titolo è Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica. Sì. 59,47 miliardi, ci sono 4 componenti. Sì. Ripeto, poi ogni componente al suo interno si articola per ulteriori capitoli fino al raggiungimento dell'importo complessivo. C'è una prima componente di 5,27 miliardi di euro che riguarda l'economia circolare e l'agricoltura sostenibile. Una seconda componente pari a 23,78 miliardi di euro che riguarda l'energia rinnovabile, l'idrogeno, la rete e la mobilità sostenibile. Altri 15,36 nella terza componente per l'efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici, e infine la quarta componente con 15,06 miliardi di euro per la tutela del territorio e della risorsa idrica. Sì. L'obiettivo qui si parte dai cambiamenti climatici che sono in corso, insomma, che serve quindi una radicale transizione ecologica verso la completa neutralità climatica e lo sviluppo ambientale sostenibile, per mitigare le minacce ai sistemi naturali e urbani. Abbattimento sostanziale quindi delle emissioni altrimenti prima della fine del secolo avremmo un aumento della temperatura di circa 3-4 gradi. Quindi questa è un po' la condizione anche per riuscire a restare nei parametri che si era a suo tempo dato l'Europa. Esatto, quindi o si fa questa transizione, questi cambiamenti che sono epocali, fondamentali, altrimenti ne va anche della nostra sopravvivenza. Ma già adesso comunque qualcosa è in atto, insomma, adesso non entro, però la transizione è troppo lenta, insomma, quindi sì. Ci vuole un'accelerazione con interventi decisi. Quindi si punta ad una progressiva e completa decarbonizzazione del sistema e a rafforzare l'adozione di soluzioni di economia circolare. La prima componente, come dicevo, è pari a 5,27 miliardi. Ha l'obiettivo di avere una piena sostenibilità ambientale, quindi migliorare la gestione dei rifiuti e dell'economia circolare. E infine sviluppare una filiera agricola alimentare smart e sostenibile. Questo è importante. Questa è la prima componente. La seconda componente si pone l'obiettivo di una completa decarbonizzazione attraverso un'ulteriore fase di favorire le fonti per l'energia rinnovabile e soprattutto puntare all'idrogeno. Qui è quello che si diceva prima, cioè portavo l'esempio prima degli autobus, perché avere la completa decarbonizzazione esatto. Ci vogliono mezzi come dire, a impatto zero, insomma, e quindi produzione anche di reti collettive, mezzi tipo il metrobus. Efficienti. E invece poi si parla di energia, di efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, che potrebbe essere il discorso del nostro bonus 110% che sta incentivando, soltanto che qui sono staziati proprio dei soldi. Stiamo parlando di 15,36 miliardi di euro, questa è la terza componente. Si parla, qui l'obiettivo è quello di migliorare in maniera drastica e avere un efficientamento energetico degli edifici sia privati e pubblici. Chiaro. Teniamo presente che i nostri edifici per il 60% hanno un'età superiore
ai 45 anni, insomma, quindi a basso. A suo tempo si era parlato anche delle scuole. Esatto, le scuole, come tutti gli uffici pubblici, gli ospedali, eccetera. Infine, la quarta componente, che è pari a 15,06 miliardi, per la tutela del territorio e della risorsa idrica, quindi mitigazione dei rischi idrogeologici, quindi il discorso che si faceva prima, insomma, non passa anno, insomma, che purtroppo una bomba d'acqua o un evento atmosferico. Le conseguenze sono devastanti, esatto. Quindi bisogna intervenire. Quindi l'obiettivo è quello dell'eliminazione dell'inquinamento delle acque e del terreno e, come dire, intervenire anche sulle reti idriche per aumentare la disponibilità appunto delle risorse. Questo è in linea di massima, insomma, ripeto, in maniera molto fluida, insomma, non particolarmente addentro, ma insomma, tanto per dare un'idea dei capitoli di spesa. Insomma, no, sono tutti quanti molto interessanti. Dopo si tratta della loro attuazione pratica a livello del nostro paese e lì bisogna vedere cosa si riesce a fare obiettivamente. Ma questa è la sfida. Questa è la sfida che questo Paese nel suo insieme dovrebbe dimostrare di avere. Non mi sembra che ci sia al momento tutta questa consapevolezza, insomma, è anche per questo che noi come sindacato richiediamo a gran forza un tavolo di discussione, non solo di informazione, ma non perché vogliamo essere i protagonisti, ma perché riteniamo che il lavoro, così come è stato nel dopoguerra, debba essere protagonista per il futuro del nostro Paese e soprattutto per le giovani generazioni. Il provvedimento europeo si chiama Next Generation EU, insomma, quindi Next vuol dire prossime generazioni, insomma, quindi ecco, l'obiettivo è questo: o si riparte dal lavoro e questo piano PNRR ne rappresenta l'opportunità, altrimenti noi rischiamo, come dire, forse un declino è eccessivo, però i divari territoriali che oggi sono molto pesanti, sono rischiosi, assolutamente. Nord-sud del paese, i divari, le disuguaglianze di genere, che riguarda in particolare ovviamente il lavoro delle donne, sia dal punto di vista della quantità dell'occupazione, ma anche della qualità del lavoro, ma anche del livello retributivo delle donne, e soprattutto anche queste disuguaglianze con le giovani generazioni. Questo piano deve diventare questa opportunità, ma si parte dalle persone, si parte dal lavoro. Chiaro. L'esempio che deve essere un lavoro di qualità, un lavoro buono, un lavoro stabile, non che oggi, insomma, ci si lamenta sempre che non si trovano lavoratori, ma insomma, finché si pagano 600-700 euro forse qualche problema c'è. Noi. Allora, riflettiamo un po' su questo. Io ringrazio Fulvio Del Zio di essere stato qui con noi. Tratteremo ancora queste tematiche proprio perché stiamo facendo, anzi il sindacato sta facendo cultura al riguardo, perché è corretto anche sapere che cosa si sta organizzando, che cosa il nostro Paese va incontro e anche le opportunità che ci possono essere. Speriamo che ci saranno naturalmente per tutti quanti noi, generazioni presenti, passate, gli anziani, ma anche quelle future a venire. Vi lascio alla pubblicità. Poi la nostra trasmissione continua grazie al segretario dello SPCGIL Fulvio Del Zio e naturalmente noi ci vediamo per le nostre interviste subito dopo.